Cari telespettatori, buona serata e anche in questa occasione avremo modo di fare diversi approfondimenti con i nostri ospiti. Spazieremo in vari ambiti, cercheremo di soddisfare anche alcune vostre curiosità che ci avete espresso con le vostre richieste, le vostre email, e quindi continuate a scriverci, ma come sempre incominciamo con lo spazio dedicato alle persone anziane, ai pensionati, ma perché no, anche ai pensionandi, con la striscia dello Speech CGIL del Veneto. Vediamolo insieme. Ed eccoci qui nel nostro spazio con lo Speech CGIL del Veneto. Siamo collegati però con Graziano Basso, che è responsabile fiscale del CAF CGIL Nord-Est. Ben ritrovato. Buonasera. Allora, perché? Perché effettivamente di questioni fiscali è importante parlare, e il sindacato dei pensionati ci tiene molto perché comunque sono coinvolte le famiglie e in questo caso parliamo di assegno unico, quindi ne sono coinvolte in modo ben importante. Cerchiamo di far chiarezza su questo aspetto dell'assegno unico, perché non è ben definito, è comunque una novità, per carità, si ripete però rappresenta pur sempre una novità. E quindi cosa possiamo raccontare a questo riguardo? E perché tra l'altro in questo periodo di tempo, in questo momento? Adesso sicuramente perché siamo in periodo di rinnovo, perché l'assegno unico è partito l'anno scorso con decorrenza dal 1° marzo 2022 e la valenza dell'assegno unico, della domanda per l'assegno unico presentata l'anno scorso dal 1° marzo scade con il 28 febbraio, fatalità giusto oggi è l'ultimo giorno di valenza dell'ISEE dell'anno scorso per quanto riguarda l'applicazione dell'assegno unico, ottenere l'assegno unico praticamente. E di conseguenza in sede di rinnovo è molto importante ricordare che se si vuole la continuità del trattamento è giusto rinnovare l'ISEE. Però andiamo per punti. Per cui, allora innanzitutto spieghiamo che cos'è, esatto, così abbiamo anche la slide di supporto, che lo ricordiamo. Per cui l'assegno unico è praticamente un sostegno economico alle famiglie che viene erogato dall'INPS per ogni figlio a carico e viene derogato dagli 0 ai 21 anni di età, però con determinate condizioni per quanto riguarda i figli tra i 18 e i 21 anni. Mentre se ho una famiglia che ha un figlio disabile, questo assegno unico gli spetta senza limite di età. Se il figlio è a carico gli spetta senza limite di età, perché appunto viene favorita la situazione di disagio. Okay. Le condizioni praticamente per i figli minorenni, praticamente l'assegno unico viene erogato già dal 7° mese di gravidanza, ovvero i 2 mesi prima della nascita viene conteggiato al fine di dare il contributo alla famiglia e praticamente viene erogato fino al 21° anno di età del figlio che deve essere ritenuto a carico, che viene ritenuto a carico. I figli maggiorenni hanno delle particolarità, nel senso che devono rispettare delle condizioni, per cui dal compimento del 18° anno di età al compimento del 21° anno di età, per poter avere diritto all'assegno unico, devono almeno frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, per cui almeno devono frequentare le scuole superiori. Oppure devono frequentare un corso di laurea, per cui devono essere iscritti all'università per poterlo avere. Oppure se stanno seguendo un tirocinio oppure un'attività lavorativa, però il reddito, qualora i figli lavorino, deve essere sicuramente inferiore agli 8.000 euro annui nell'anno in cui si presenta la domanda, a cui fa riferimento la domanda. Oppure se il figlio non studia e non lavora, è disoccupato, però deve essere in cerca di lavoro e deve essere anche iscritto presso i servizi del pubblico impiego, per cui risulti che è in cerca di lavoro. Oppure, ultima chance, tanti oppure per ottenere questo assegno, è che svolga il servizio civile universale. Queste sono le condizioni solo per i figli che vanno di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che sono quelli un po' in età particolare, per cui potrebbero non lavorare, studiare o non studiare. Chiedo questo, però bisogna portare dei documenti che comprovano che il figlio frequenta questo, ha fatto il servizio, il tirocinio, eccetera. Che cosa serve?
Allora, in linea di massima, per quanto riguarda la frequenza scolastica, sufficientemente si può portare l'iscrizione alla scuola, se si vuole portare, poi si fa un atto sostitutivo di atto notorio. Per quanto riguarda appunto il pubblico impiego, magari portare l'iscrizione o quant'altro se risulta dalla documentazione, per cui naturalmente tutto può essere ricondotto a una lista documenti che viene fornita al momento dell'appuntamento, che è piuttosto corposa, per cui se stiamo qua a redigerla ci sono un po' di pagine, per cui ogni caso è un caso a sé, per cui bisogna andarlo a valutare. Naturalmente rivolgendosi ai nostri sportelli, alla sede di prenotazione, viene data questa lista con tutta la documentazione necessaria, sia per il rinnovo dell'ISEE e quella necessaria per poi presentare la domanda relativa all'assegno unico. Certo, no, ma sembra una stupidaggine, però il passaggio da 17-18 anni fino a 21 implica una maggiore attenzione, perché non parliamo più allora di detrazioni? No. Praticamente le detrazioni sono cessate dal 1° marzo dell'anno scorso, le famose detrazioni per figli a carico non vengono più erogate dai datori di lavoro, e infatti quest'anno a maggior ragione sarà il caso di controllare cosa è successo l'anno scorso nella propria CU. Entro questo mese dovrebbero arrivare le CU, le certificazioni uniche delle pensioni o dei redditi di lavoro dipendente, nei quali appunto si sono usufruite delle detrazioni solamente per i primi 2 mesi dell'anno 2022, epoca in cui era in vigore ancora la vecchia normativa. Dal 1° marzo la normativa è cambiata, è entrato in vigore l'assegno unico, universale unico, che va a sostituire, tra le tante cose che va a sostituire, anche le detrazioni per figli a carico, per cui dagli 0 anni al 21° anno di età non vengono più erogate in nessun caso le detrazioni per figlio a carico. Per cui io chieda o non chieda l'assegno unico, comunque le detrazioni non spettano. Ho capito. Per cui bisogna prestare molta attenzione a questa cosa. Esatto. Mentre continuano a spettare le detrazioni per i figli che hanno un'età superiore ai 21 anni, ovvero dal compimento del 21° anno di età i genitori potranno continuare a fare la richiesta delle detrazioni per i figli a carico, perché non sono coperti dall'assegno unico. Per cui la normativa prevede che per le detrazioni per i figli da 21 a 24 anni posso considerarli a carico con un reddito fino a 4.000 euro, mentre per quei figli che hanno un'età superiore ai 24 anni praticamente devo considerare i 2.841 euro, che sono poi lo stesso limite della coniuge a carico. Per cui bisogna stare attenti a non perdere dei diritti. Infatti non è cosa di poco conto. C'è anche questo aspetto, quindi fino a 21 anni c'è l'assegno unico, fino a 24 anni si fanno le detrazioni, però bisogna stare attenti che bisogna fare questa benedetta detrazione come per il coniuge a carico sostanzialmente. Certo. Ma c'è maggior vantaggio con la detrazione o con questo assegno unico? Perché dopo vediamo anche i gap dell'assegno unico. Certo, ma teniamo conto che l'assegno unico non è che sostituisca solo le detrazioni fiscali, perché è un novero di detrazioni che vengono sostituite. Per esempio, viene a sostituire il bonus mamma domani, viene a sostituire l'assegno di natalità, il cosiddetto bonus bebè, viene a sostituire l'assegno nucleo familiare che era previgente, gli assegni familiari e appunto le detrazioni le detrazioni fiscali che si potevano godere. L'unica cosa che viene esclusa praticamente dall'assegno unico, per cui si dovrà presentare autonoma domanda, è il bonus asilo nido, che non viene accorpato, annoverato in questo assegno unico. Per cui assegno unico, anche la parola unico è perché accorpa tutto questo tipo di agevolazioni. Nel giro delle cose siamo forse più favorevoli, perché applicando anche l'ISEE per talune cose garantisce. Poi teniamo presente che se guardiamo gli assegni familiari degli anni scorsi, se erano calcolati sul reddito complessivo e non sull'ISEE, per cui valeva molto il reddito dei 2 genitori
e non c'era la possibilità di ridistribuire il reddito sugli altri figli, cosa che invece avviene con l'ISEE. È un po' un meccanismo contorto che in teoria comunque eroga sempre un assegno, comunque sempre, almeno il minimo, viene sempre erogato a tutti. Certo, E questo è uno dei vantaggi che ha l'assegno unico. Se non altro al minimo. Allora qua sono le novità sì. 2023, andiamo a vedere un po' l'ISEE minore uguale a 16.215 euro, vediamo di analizzarli. Allora, naturalmente per poter godere a pieno dell'assegno unico con gli importi massimi bisogna avere un ISEE inferiore a 16.215 euro. L'anno scorso erano 15.000 euro, però con l'avvento dell'inflazione si è dovuto adeguare il limite massimo per ottenere il valore massimo, nel senso che l'ISEE minore uguale a 16.015 euro è maggiore rispetto ai 15.000 euro dell'anno scorso, perché tiene conto anche dell'eventuale inflazione che è maturata, i costi e quant'altro. L'ISEE invece per ottenere l'importo minimo è stato anche qui aumentato, perché è una conseguenza, è stato portato da 40.000 a 43.240 euro, per cui se io avrò un ISEE superiore a 43.240 euro non è che non prendo l'assegno, non ho diritto all'assegno unico, come dicevamo poc'anzi, prenderò l'assegno al minimo, però sempre qualcosa porterò a casa. Poi si ha diritto a una maggiorazione del 50%, cosa che non era fino all'anno scorso, per i figli di età compresa da 0 a 1 anno, per cui si ha una maggiorazione, si prende una volta e mezza quello che era l'assegno rispetto all'anno scorso. A prescindere dall'ISEE? Sì, questo a prescindere dall'ISEE, perché ci sono delle maggiorazioni che vengono percepite sulla base dell'ISEE, oppure delle maggiorazioni che vengono percepite sulla base di condizioni personali, ad esempio un'altra soggettive praticamente. Per esempio un'altra maggiorazione che viene data, che era riconosciuta anche l'anno scorso, è per esempio viene data una maggiorazione se entrambi i genitori lavorano nel nucleo. Per cui viene riconosciuto il fatto che se entrambi i genitori lavorano c'è lo sforzo di dove affidare i bambini quando i genitori lavorano, per cui gli danno un assegno leggermente maggiorato. Oppure se la mamma è di età inferiore ai 21 anni, anche qui viene erogata una maggiorazione. Viene erogata una maggiorazione anche per i figli successivi al primo, che è indipendente dall'ISEE, per cui se ho 2 figli, sul secondo figlio mi viene dato una piccola maggiorazione. E anche per i nuclei da 4 a più figli, ma questo siamo anche un po' abituati, perché fino all'anno scorso con le detrazioni avevamo un'ulteriore detrazione per i nuclei familiari con 4 e più figli, per cui per non perdere nulla anche qui viene data questo tipo di agevolazione. E poi appunto è stata aumentata praticamente l'aliquota, è stata aumentata praticamente la quota relativa ai figli per tutti i figli di età inferiore ai 3 anni, con un ISEE invece in questo caso con un ISEE inferiore ai 40.000 euro, con almeno 3 figli a carico, per cui questo è un incremento del 50% che viene garantito sulla quota se si ha un ISEE inferiore ai 40.000 euro. E in ultima, ma non da meno, c'è una maggiorazione forfettaria che non viene divisa, cioè che non è mensile ma viene fatta su base annua, è per le famiglie che hanno almeno 4 figli, e la maggiorazione forfettaria è stata portata da 100 a 150 euro, per cui hanno dovuto adeguare un po' i parametri e hanno aggiunto anche delle altre maggiorazioni che vanno del tutto a favore del nostro cittadino. Certo, secondo lei se una persona invece ha un ISEE che è superiore ai 40.000, perché poi l'ISEE calcola anche la proprietà di un immobile e anche tanti altri parametri, quel conto in banca se non sbaglio eccetera, è agevolato con questo nuovo provvedimento dell'assegno unico? Tutto sommato rispetto a prima si trova penalizzato? Cioè certo, chi ha un ISEE basso sembra essere parzialmente avvantaggiato, ma chi ha un ISEE medio, non alto ovviamente, però insomma supera questi parametri, come si trova? Che vuol dire allora, molte famiglie italiane, perché molte famiglie hanno la casa in proprietà, hanno un piccolo conto in banca, insomma qualcosa. Sicuramente è migliorativa, perché comunque il reddito viene ridistribuito, ovvero viene suddiviso per i componenti del nucleo familiare, per cui l'ISEE sempre, a meno che un nucleo non sia di pochissime persone,
l'ISE, il reddito risultante dall'ISE viene ridistribuito tra i componenti del nucleo. Però teniamo presente anche un'altra cosa, che le detrazioni, per come erano configurate, diminuivano all'aumentare del reddito, per cui non erano fisse, era una detrazione teorica quella che veniva data, per cui fino a una certa soglia, dopodiché la detrazione per figlio a carico scompariva. Gli assegni familiari, gli assegni per il nucleo familiare, alla stessa stregua, diminuivano all'aumentare del reddito. Qui invece, perlomeno, sempre che io abbia 40.000, che io abbia 150.000, almeno il minimo lo porto a casa in egual misura. Per cui in un certo qual senso si prende comunque sempre qualcosa che prima magari non veniva riconosciuto, perché l'assegno familiare, l'assegno per il nucleo familiare, come dicevo, decresceva fino ad azzerarsi e le detrazioni lo stesso. Chiaro. Vediamo quindi l'importanza di fare di nuovo aggiornare l'ISE, vediamo anche la slide successiva. Questo è determinante, giusto? Direi proprio di sì, perché come dicevamo, se non presento l'ISE sicuramente prendo il minimo, però qualcosa porta. Quindi non è necessario presentare una nuova domanda per l'assegno unico 2023 se non variano determinati parametri, no? Vediamo quali sono i parametri che se invariati ci consentono di non presentare una nuova domanda, altrimenti bisogna presentarla. Certo, praticamente non è necessario presentare una nuova domanda per il numero, se non è variato il numero dei figli a carico. Mentre se il figlio ha raggiunto la maggiore età, per esempio, dovrò dire all'INPS, non servirà a dire all'INPS che ha raggiunto la maggiore età, perché lo vede dal codice fiscale, sospende il trattamento con il compimento del 21° anno di età. Se invece mi nasce un figlio, dovrò dire: guarda che mi è nato un figlio, ho necessità che tu mi eroghi l'assegno unico anche per il nuovo nato. Per esempio, devo anche eventualmente solo presentare la domanda o la variazione per comunicare che, per esempio, il mio figlio, che è di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non studia più, non è più disoccupato, non frequenta un tirocinio, per cui non ha diritto all'assegno unico, perché l'INPS non è in grado di saperlo questo, devo io muovermi. Ma se le condizioni rimangono invariate, presento l'ISE e automaticamente mi vengono rinnovate le posizioni. Allora, per cui hanno fatto questa Prego. No, stavo pensando, ma per avere un ISE aggiornato, che cosa è necessario fare? Basta rivolgersi al CAF e portare la documentazione che viene richiesta per il rinnovo, ovvero i redditi e i patrimoni all'anno 2021, fare la presentazione della DSU e poi, una volta presentata, l'INPS aggancia automaticamente il nuovo valore e conseguentemente eroga la prosecuzione del beneficio. Certo. Possiamo anche dire che se io sono stato bravo e so che devo presentare l'ISE, mi sono preso avanti, a gennaio ho già provveduto a presentare l'ISE, perché voglio la continuità anche delle maggiorazioni previste per l'ISE, perché so che ne ho diritto. Certo. Sono al di sotto dei 40.000 euro o sono al di sotto della soglia dei 16.000 euro che mi permettono di avere la detrazione massima. Se per motivi X non sono ancora riuscito ad averlo, ho ancora un po' di tempo per presentarlo, nel senso che se io presento l'ISE fino al 30 di giugno ho la possibilità, intanto, che l'INPS mi continui a erogare l'assegno con il minimo da marzo in poi dal momento in cui presento l'ISE me lo aggancia, e se ho presentato l'ISE entro il 30 di giugno mi aggancerà in automatico e mi riconoscerà in automatico anche tutte le maggiorazioni che mi spettavano dal 1 marzo, perché teniamo presente che la regola che è stata stabilita dall'INPS è che la validità dell'ISE per l'assegno unico va dal 1 marzo al 28 febbraio dell'anno successivo, per cui un nuovo ISE deve decorrere verrà preso in considerazione dal 1 marzo e verrà considerata una retroattività. Se poi presento l'ISE successivamente al 30 di giugno, allora non mi danno più la retroattività fino a marzo, ma mi daranno le maggiorazioni previste dall'ISE, me le daranno dal mese successivo alla presentazione dell'ISE. Cioè, per cui se io presento l'ISE a luglio,
Le maggiorazioni me le danno da agosto, perdo tutta la parte antecedente, per quello è importante, ed cade giusto a fagiolo oggi che è il 28, muoversi per rinnovare l'ISEE e avere il massimo del beneficio entro breve, non perdere nessuna mensilità di maggiorazione. Certo, infatti vediamo un po' anche chi deve fare la richiesta, perché è importante appunto questo discorso della richiesta, che per accedere alla prestazione per il periodo, ricordiamo, 1° marzo 2023 29 febbraio 2024, dovranno trasmettere una nuova domanda coloro che sostanzialmente non hanno mai beneficiato dell'assegno unico. Per cui è la prima volta che si affacciano a questa novità, ma magari perché non ne avevano necessità, perché magari gli è nato un figlio adesso e conseguentemente hanno la necessità di beneficiare dell'assegno unico del figlio, oppure non avevano le condizioni per poterlo chiedere, perché magari erano persone che erano arrivate dall'estero e non avevano ancora i requisiti temporali di legge previsti, oppure che tutti coloro che non hanno trasmesso la domanda entro oggi, cioè se io trasmetto la domanda entro oggi automaticamente mi si rinnova anche per marzo. Se invece la domanda non ho mai fatto niente, assolutamente non mi viene riconosciuto nulla in automatico, perché non c'è niente a cui appendere il rinnovo, attaccare il rinnovo, e conseguentemente devo presentare una nuova domanda. Certo, che poi la domanda che potrebbe essere stata respinta, decaduta, rinunciata o revocata, queste sono altre condizioni, giusto? Allora questa è un'altra condizione per cui eventualmente la domanda che è stata presentata nel corso del 2022 è stata respinta, decaduta, rinunciata o revocata, naturalmente siccome non ha una condizione di continuità, perché se è stata respinta vuol dire che non è stata accolta, per cui non ha dato atto a nessun tipo di erogazione monetaria, è decaduta perché non è stato rispettato uno dei tanti orpelli che ci sono all'interno della normativa, è stata rinunciata perché magari involontariamente è stato commesso un errore, si è rinunciato alla prestazione, non si è più rifatta la richiesta con la domanda con i requisiti corretti, o se è stata revocata è un'altra condizione per cui appunto non si ha la continuità dell'erogazione dell'assegno unico, e in tutti questi casi naturalmente il rinnovo non avverrà automaticamente, bisognerà presentare una nuova domanda se si hanno i requisiti per usufruire dell'assegno unico. Certo, vediamo l'ultima slide, quella che fa fare una sintesi, in modo che vista la giornata anche di chiusura di certe scadenze, uno si ricordi bene tutto quanto. Se uno sta ricevendo l'assegno a febbraio 2023 e il suo nucleo familiare non è variato, allora deve fare... Basta presentare semplicemente il ISEE. Non occorre che lo presenti entro oggi o preoccuparmi, perché se lo presento entro il 30 di giugno comunque non perdo nulla, perché mi viene riconosciuto anche retroattivamente. Supponiamo presenti l'ISEE ad aprile, non perdo marzo e aprile delle maggiorazioni, certo, perché dal momento in cui presento l'ISEE ad aprile, da maggio mi riconoscono le 3 mensilità antecedenti, perché sono sempre entro la data del 30 di giugno, per cui cerchiamo di fare l'ISEE tutti entro il 30 di giugno, così noi possiamo garantire l'intera fruizione dell'assegno unico. Se invece se è variato il nucleo familiare, basta far ripresentare la domanda, adeguare la domanda sostanzialmente entro il 30 giugno, giusto? Certo. Se invece non si sta ricevendo l'assegno unico a febbraio 2023, bisogna presentare una nuova domanda? Bisogna presentare la nuova domanda sempre con la data limite 30 di giugno del 2023 per poter ricevere il arretrato del marzo 2023, perché altrimenti mi perdo questo tipo di agevolazione. Mal che vada, non riuscissi per motivi X, la domanda potrei anche presentarla intanto adesso, anche se non ho l'ISEE e non l'ho presentato. Certo. L'importante è che comunque poi aggiunga la parte dell'ISEE. Posso presentare la domanda adesso anche se non ho la disponibilità di fare l'ISEE, intanto prendo il minimo, dopo integro l'ISEE sempre entro il 30 di giugno. Certo. Dopodiché, trascorso il 30 di giugno, decorre dal mese successivo al mese della presentazione. Senza effetto retroattivo. Se presento ad agosto, da settembre avrò le maggiorazioni.
Perfetto, abbiamo fatto un quadro completo, è stato molto esaustivo, grazie a Graziano Basso, responsabile fiscale CAF CGIL Nord-Est. Rivedete la puntata perché è necessario veramente affrontare i vari temi, comunque sono stati scanditi anche molto bene dalle slide. Le auguro un buon proseguimento, naturalmente buon lavoro perché adesso tra poco entrerete nel periodo veramente caldo per quel che riguarda le dichiarazioni e non solo. A voi telespettatori invece lascio alla pubblicità, noi ci rivediamo dopo per le nostre interviste. Grazie.